le tante iniziative di taglio culturale, ma appunto sempre legate al tema della divulgazione, della sensibilizzazione dei diritti, sui diritti che il Centro Documentazione Polesano organizza nel corso dell'anno. Adesso io ricordo rapidamente, appunto per esempio i venerdì prima della festa della donna c'è questa iniziativa, si chiama I 9 venerdì aspettando l'8 marzo, quindi una cosa dedicata al tema dei diritti delle donne, ancora di grande attualità, e appunto ci sono degli incontri di lettura fotografica, perché come abbiamo visto la fotografia è uno degli elementi chiave della comunicazione dell'associazione, e appunto poi nell'arco dell'anno vengono organizzate tante iniziative nella sede di Badia, appunto di taglio più culturale, più divulgativo. Ma l'iniziativa, come dire, la punta di diamante del Centro Documentazione Polesano resta il Festival dei Popoli, che è sicuramente l'iniziativa più articolata che il Centro Documentazione, è anche più famosa se vogliamo, che il Centro Documentazione Polesano propone. Raccontiamo un po' che cos'è questo Festival dei Popoli, come nasce, che spirito lo anima. Allora, siamo al 28esimo Festival dei Popoli, quindi diciamo è un'iniziativa che è un po' quasi più vecchia dell'associazione, se parliamo appunto dell'associazione in qualche modo strutturata. È nato appunto sull'idea di ricordare i diritti. In questo caso si stava parlando del popolo cileno dopo la vicenda di Pinochet, insomma del colpo di Stato di Pinochet. E da lì ha preso tradizione, e dopodiché non abbiamo più voluto creare interruzione. Nasce appunto come Festival dei Popoli, però appunto nell'evoluzione storica, culturale della globalizzazione inevitabilmente il tema si è andato spostando dall'attenzione ai popoli del sud alle problematiche che invece i rapporti tra nord e sud si vengono a creare, quindi con particolare attenzione alla globalizzazione e oggi all'immigrazione. Però c'è stato tutto un percorso storico, perché si è posta l'attenzione sulla Shoah quando ancora diciamo non era ancora così diventato un argomento così tanto trattato come ormai giustamente oggi. Si è parlata dell'immigrazione come qualche cosa di legato all'emigrazione, cioè mi ricordo che nel 95, nel ricordare i 500 anni dell'occupazione dell'America, c'è stato appunto un Festival dei Popoli dedicato a quella prima colonizzazione, che è stato quindi già un rapporto di violenza dell'aggressività un po' europea verso gli altri popoli. Quindi storicamente oggi il tema è venuto proprio, si è avvicinato sempre di più al nostro stile di vita, e quindi particolarmente quest'anno ad osservare il tema un po' della democrazia. Sì, quindi è un festival che cresce, che muta nel tempo a seconda di quelle che poi ovviamente sono le istanze, le cose che toccano di più la sensibilità dell'associazione e, se vogliamo, della comunità. Il titolo di quest'anno è curioso, si chiama La chimica delle parole. Io vi chiedo di spiegarci brevemente il significato di questo titolo. Allora, le parole sono state il centro, diciamo, dell'interesse, su cui abbiamo posto l'interesse quest'anno, in quanto ci sembra che la comunicazione, stiamo parlando della comunicazione pubblica, la comunicazione, quella che dovrebbe essere così importante nella gestione della nostra società, ci sembra ormai veramente concentrata in slogan di carattere proprio pubblicitario, o addirittura ci sono delle parole che sono diventate, che hanno assunto un significato, cioè, o meglio, nascondono forse un significato. Pensiamo per esempio alla parola sicurezza. Con la parola sicurezza intuiamo qualche cosa, non sappiamo esattamente di che cosa parliamo, ma qualche cosa di sicuro sì, perché credo che, per esempio, subito pensiamo al delitto su quella famosa signora Giovanna, adesso di cui non ricordo, Reggiani mi pare si chiamasse, comunque legato subito a un delitto provocato da un Roma, quindi sì, ecco, e quindi acquista subito un tono razziale, un connotato razziale che non è esplicitato, che in qualche modo è suggerito,
e che non viene, e che comunque dà adito a qualunque possibile riflessione, ecco. Quindi la chimica delle parole, perché le parole possono essere usate con efficacie diverse. Così vorrei citare di Zagrebelsky, che definisce appunto l'uso attuale della parola una malattia degenerativa. Le parole sono importanti sia per quello che dicono, sia anche però per quello che non dicono, che nascondono dietro quello che dicono. Quindi questa è un pochino la chiave della nostra riflessione di quest'anno. Un festival che ci invita a riappropriarci del significato delle parole o della riflessione sul significato delle parole. Adesso vengo un po' a te, Remo, cercando di raccontare un po' che cosa bolle in pentola quest'anno. Ricordiamo intanto le date di questo festival. Inizia l'8 di luglio e termina il 17. Ci sono 2 anteprima festival, che è l'8 e il 9, dove c'è uno spettacolo teatrale e un concerto vocale, poi si inizia nell'approfondimento con Giuseppe Faso, che è del Centro Interculturale Empolese Valdelsa, è un insegnante che lavora molto sull'aspetto proprio della parola, ha fatto un bellissimo libro che si chiama Lessico del razzismo democratico. Poi si passa al lunedì con il cinema, una serie di film raccontati e spiegati dal professor Fausto Andretto, che è nostro del direttivo, poi un po' di musica con il trio dell'ascolto, poi per passare con un sociologo, con Marco De Rio, che parlerà della democrazia, poi parleremo della bioetica, un po' di teatro con Daniele Barbieri e Alessandro Taddei, per passare poi alla musica, un concerto musicale della Gang, per chiudere con il grande Thierry Parmentier, che ormai da anni ci accompagna al Festival dei Popoli. Quindi un programma molto ricco che, come dicevi tu, Remo, dimenticavo il dottor Gianni Tognoni, che è presente dal primo festival. Un ospite fisso. Illustre. No. E quindi appunto dicevamo un programma ricco, per riassumere, che prevede un po' di tutto, cioè un po' di tutto nel senso di momenti di musica, momenti di intrattenimento, di teatro che serve anche come spazio di riflessione, e momenti di riflessione, dibattito veri e propri, con appunto come sul tema razzismo democratico, oppure per esempio abbiamo questo Thierry Parmentier che è un altro ospite fisso, magari chi è Thierry Parmentier? Vale la pena di ricordarlo, visto che appunto so che è un ospite ricorrente delle iniziative del CDP, credo un amico del CDP a questo punto. È un grande amico del CDP ed è un grandissimo, lui si definisce danzatore, cioè danza e fa l'attore, ma è una persona eclettica di grande spessore intellettuale, ma anche di grandissima sensibilità. E ogni anno inventa un qualcosa, dal titolo del festival, ormai dal 93, inventa anno per anno uno spettacolo appositamente per il festival. Quest'anno ci sarà insieme a lui Silvia Mischiari, che è una bravissima cantante, anche lei nostra amica dell'associazione, Nadia Poletti, attrice, grandissima amica e non solo, insomma, ecco, partecipante e membro attivo anche dell'associazione. Quindi, insomma, appunto, chiudiamo magari, insomma, ricordando le date a chi ci ascolta, lo diciamo ormai per la terza volta, ma lo ricordiamo, l'8 e il 9 luglio ci sarà un'anteprima appunto con il concerto vocale del trio Canti Sognanti, e il 9 luglio, un sabato, ci sarà lo spettacolo teatrale Exilius di Norberto Presta, e poi appunto dal 10 al 17 luglio questa rassegna di iniziative appunto tra teatro, musica, serate di riflessione su temi diversi come il razzismo, la bioetica. Insomma, il programma è veramente molto vario e vale la pena di approfondirlo. Ricordiamo anche dove si terrà a Badia Polesine, in parte nella sede dell'associazione, che è in via San Rocco 32 a Badia, in parte nello spazio molto bello della Abbazia della Vangadizza, che poi è praticamente a lato della sede dell'associazione, quindi sono comunicanti queste due aree, e quindi sarà appunto possibile anche beneficiare di un bello spazio storico, culturale, architettonico,
della nostra provincia, quale è di un bel giardino. Un'ultimissima domanda, ed è un po' una domanda di rito che faccio sempre agli ospiti delle associazioni, è come possono contribuire le persone eventualmente alle attività dell'associazione o anche alla riuscita di questo festival, di questa prossima edizione che si avvicina. Allora, noi come Centro Documentazione Polesano abbiamo appunto questa raccolta di materiale che poi ci richiede naturalmente una gestione e soprattutto richiederebbe di essere catalogato e qui occorre anche una bella capacità nell'informatica, una disponibilità nell'informatica e ci sarebbe tanto bisogno di aiuto, ma poi siamo aperti e vediamo chiunque voglia venire a dare un contributo. Per noi è sempre interessante, è sempre importante trovare l'aiuto di qualcuno. Servono braccia ma anche idee. Serve tutto, serve tutto. E in vista del festival è possibile eventualmente contribuire, dare una mano all'associazione, immagino, per chi volesse per esempio impegnarsi quest'estate, anche solamente seguendo gli eventi. Serate, esatto. C'è sempre da fare qualche cosa, Okay. C'è sempre da fare qualche cosa, tenere anche l'apertura. Noi usiamo fare un po' una mostra nel nostro salone, quindi un pochino anche fare un po' gli onori di accoglienza, c'è sempre la possibilità di dare una collaborazione. E allora dall'8 al 17 luglio appunto il Festival dei Popoli torna e può essere un'occasione per incontrare e scoprire questa associazione per chi ovviamente non la conoscesse e eventualmente anche per in futuro contribuire alle attività. Io vi ringrazio per questa carrellata delle tante cose, non le abbiamo nemmeno citate tutte approfonditamente, ma le abbiamo citato le principali cose che fa il Centro Documentazione Polesano. Vi ringrazio ancora per essere stati in studio con noi, ringrazio ovviamente gli spettatori che hanno seguito questa puntata di Spazio Volontariato e ricordiamo la prossima puntata andrà in onda la prossima settimana, sempre dedicata questa volta con un notiziario alle ultime novità dal mondo del volontariato e alle iniziative delle associazioni. Grazie ancora e arrivederci.